shaking hair like this tune. Ecco un esempio di binomio sport e turismo. La maratonina del Parco del Delta del Po, attorno ed all'interno dell'isola di Albarella, ha visto al via quest'anno circa 1500 partecipanti, fra gara agonistica e non. Si tratta di una manifestazione giunta alla 13ª edizione, 12° trofeo Enel. Siamo in una location eccezionale, l'isola di Albarella, e abbiamo visto che nel corso degli anni, oltre al numero crescente di atleti per la non competitiva ma anche per la maratonina, è crescente anche il numero di persone che scelgono di trascorrere in concomitanza un weekend ad Albarella. Negli anni la mezza di Albarella ha saputo crescere sia dal punto di vista organizzativo che in fatto di partecipanti, e di 1500 in gara sono solo la punta dell'iceberg. Parliamo di persone che hanno partecipato alle gare. Per quanto riguarda quelli che sono arrivati ad Albarella, sicuramente saremo intorno alle 3000 persone. Un grande successo, una grande organizzazione, un lavoro di un anno che però sta veramente promuovendo il territorio del Delta, che è un territorio molto bello da visitare anche in chiave naturalistica e di turismo sostenibile. Nello specifico, le migliaia di ospiti del Parco del Delta del Po hanno soggiornato nei bed and breakfast locali e numerose aziende agricole del territorio hanno contornato la manifestazione sportiva con prodotti a chilometro zero. Quello che noi stiamo legando è il sano, quindi basso impatto ambientale per la nostra coltivazione, e con lo sport è legato straordinariamente. Quindi questa opportunità è grande e l'ho colta appena me l'hanno data perché è importante. Quindi sport, benessere, alimentazione sana è quello che colleghiamo. Siamo presenti praticamente fin dalle origini della manifestazione. Quest'anno consolidiamo questo rapporto pluriennale, un ambiente vivace, effervescente, pieno, animato di persone con una grande energia. Numerose le opportunità di turismo enogastronomico trainate dal classico quintale di risotto curato quest'anno dal ristorante Zafferano di Portoviro. Abbiamo portato un risotto ovviamente del Delta con radicchio e l'abbiamo impreziosito con un po' di tasta sale, un po' di salsiccia. Per noi è il piacere di dar da mangiare a tanta gente, che poi conoscano anche i nostri prodotti, conoscano anche noi, e la soddisfazione insomma poi di essere capaci di organizzare una cosa così importante. 1 migliaio circa i partecipanti alla non competitiva, partiti alle 9 su un anello di 10 km. Al primo posto, fra i gruppi sportivi più numerosi, la polisportiva Giordana Lombardi di Torino con ben 56 concorrenti, uno in più della Quadrilatero di Treviso. Spazio anche alla rassegna giovanile con una trentina di atleti locali. Venendo alla mezza vera e propria, fra gli uomini ai nastri di partenza si presentava come favorita la coppia centrafricana Boucheney-Macallà, mentre fra le donne Laura Giordano, ma anche la vincitrice dell'edizione 2011 Giovanna Ricotta, apparivano le atlete da battere. Il percorso, sostanzialmente un doppio anello a forma di numero 8, prevedeva una prima parte fra gli argini della valle ed una seconda attorno all'isola di Albarella. A circa metà gara, Boucheney e Macallà avevano già scavato il solco, facendo prevedere un arrivo in coppia, mentre fra le donne Laura Giordano precedeva di qualche centinaio di metri Giovanna Ricotta. All'ultimo chilometro, lo scatto dell'esperto ugandese Wilson Boucheney valeva il primo posto in 1 ora, 7 minuti e 19 secondi. Dietro a lui Daoudi Macallà, felice comunque per aver lasciato il successo all'amico Boucheney. Entrambi vestono la maglia dell'insieme New Foods Verona e proprio nella città scaligera vivono e si allenano. This is my friend is trained together, so maybe next year I come again. The race was actually good, even though the time was not actually very fast because a lot of wind along the coast, and also the road is just a lot of small stones, so it was not very fast. I like here because I win last year here. So here altitude is good everywhere. When you run, it's not a big tarmac, so I like because. So today I am very tired because I ran last week for Bologna. I was number 4 last week, so today I ran this one. So I like because my friend is with me today. Al terzo posto, primo fra gli italiani, Said Budalia, al risparmio in vista della finale oro con la Biotecna Marcon. Ho svolto una gara in risparmio perché ho visto che domenica prossima ho un impegno enorme con la mia società per il campionato Serie Oro. Ho cercato di fare la gara risparmiando, quindi ho cercato solo la posizione.
Fra le donne, Laura Giordano chiudeva prima con 1 ora 19 minuti e 13 secondi. Una bella gara, molto dura perché c'è vento da tutte le parti. Ho fatto una gara in progressione e aiutata poi nella seconda parte anche dal vento. Sono stata all'inizio in gruppo e poi a metà ho provato un po' pian piano a staccarmi. Dietro a lei Giovanna Ricotta della Salcus, un paio di minuti più veloce rispetto all'anno scorso. Terza, l'originaria di Capoverde, Sonia Lopez Conceição. Il percorso mi piace, anche se ogni anno è sempre duro perché c'è molto vento. Quest'anno l'ho trovato meno faticoso, forse c'era meno vento contro. Il percorso è bello, soprattutto sul finale, perché è lungo il mare, anche se lì il vento tira parecchio contro, però è un bel percorso. Prima volta che vengo qua, il percorso è un po' impegnativo perché c'è tante sterate. Io vengo finita la stagione in pista e per me è un po' difficile sempre la prima mezza perché vengo dalla pista così, però è andata bene come tempo 1:22, oggi ho sofferto tanto il caldo, di solito io non soffro mai il caldo ma oggi ne ho sofferto tantissimo, però come tempo cronometro è andata bene 1:22 come prima mezza stagionale. Fra i partecipanti vari c'era anche Laura Fogli, madrina dell'evento. Come madrina sì, ma anche come perché poi tra l'altro l'ho anche corsa. Tanti anni che vengo qua e praticamente l'ho vista crescere tutti gli anni e credo che come quest'anno a livello di partecipazione siamo arrivati anche al record di questa manifestazione. Il percorso è bello e direi anche unico perché avere la possibilità di fare l'ultima parte dentro l'isola credo che sia molto bella. Poi gli argini che fiancheggiano le valli, diciamo che come percorso è unico. Oggi ho corso senza correre troppo forte perché così il piacere è quello di stare in mezzo alla gente, in mezzo a questi amatori e dunque viverla in una maniera diversa rispetto a quando la correvo da atleta top runner. Da segnalare fra le numerose offerte dell'organizzazione della mezza di Albarella una bella iniziativa di prevenzione. Il Centro Regionale Melanoma dell'Istituto Oncologico Veneto offre un programma di prevenzione per gli atleti che partecipano alla maratonina di Albarella rivolto alla prevenzione del melanoma. Quindi anche quest'oggi, ed è il terzo anno consecutivo che lo facciamo, proponiamo delle visite gratuite per gli atleti per prevenire il melanoma. Appuntamento ora al 2014 con il Parco del Delta del Po. Ripartono i preparativi per la nuova carica dei 1500. Ciao a tutti, segno, tutti ciao.